Sono Giuliano Bonanni, attore, regista e pedagogo teatrale. La mia esperienza comincia nel 1995, quando ho incontrato in accademia Eugenio Allegri e abbiamo incominciato un lavoro specifico sulla commedia dell'arte, diciamo in senso classico, e ho continuato con Eugenio Allegri immediatamente dopo il diploma in accademia. Per far comprendere anche l'importanza che ha per me questo tipo di genere teatrale in continua evoluzione, racconto anche che appena diplomato sono stato scelto per entrare nel gruppo di lavoro internazionale del primo progetto Protei del regista pedagogo Yuri Agiz. Un percorso molto interessante che mi avrebbe impegnato per 3 anni in vari punti d'Europa e ho deciso di non affrontarlo perché insieme ad altri colleghi stavo prendendo la decisione di fondare una compagnia di commedia dell'arte. Quindi ho deciso di fondare questa compagnia, l'Accademia degli Sventati, che ha cominciato un percorso ed un progetto molto specifico legato al lavoro di maschera, sia in senso classico che in senso contemporaneo e di ricerca e di sperimentazione. Abbiamo iniziato con dei lavori sotto la regia di Eugenio Allegri, ad esempio Caterina e Mamaluk, uno spettacolo che ha condensato una serie di elementi per noi fondamentali nel nostro percorso, cioè un testo classico del teatro, La Pisbettica domata di Shakespeare, innestata ad un lavoro originale di ricerca sulla storia, le tradizioni e la cultura del mio territorio, del nostro territorio, il Friuli Venezia Giulia. La storia quindi si innestava con qualcosa di reale, di accaduto. La storia di Jacopo dal Mannisio, un ragazzo rapito dai turchi che poi diventa addirittura un generale dell'esercito turco e poi ritorna in patria per riscattarsi. Quindi abbiamo incominciato un lavoro proprio di assemblaggio di elementi che non erano solo puramente teatrali, ma anche storici, mitologici, leggendari della cultura e della tradizione del nostro territorio. Questo è importante specificarlo perché la commedia dell'arte non si riferisce soltanto a qualcosa di passato legato ad un genere teatrale che è esistito, ma anche se viene affrontato nei termini cosiddetti classici, quindi con costumi d'epoca, con maschere ben riconoscibili della tradizione, è un percorso in continua evoluzione che ha sempre a che fare con il contemporaneo, è proprio una specifica della commedia dell'arte, questo rapporto sempre con il contemporaneo, perché come accadeva nel 500, 600, 700, la commedia dell'arte ha avuto il suo successo proprio perché faceva riferimento sempre a fatti attuali. Quindi anche nel nostro lavoro abbiamo perseguito questo tipo di ricerca. Un altro lavoro fondamentale è stato la Crudel Zobia Grassa. Anche qui si innestavano diversi elementi che avevano a che fare con la storia e la tradizione del Friuli Venezia Giulia, in questo caso la grande rivoluzione che c'è stata nel 1511, nei giorni di Carnevale appunto di quell'anno. Poi, dopo queste esperienze, è cominciato un lavoro ancora più approfondito sulla ricerca e sulla sperimentazione. Ad esempio, ho fatto una regia sui benandanti, quindi su queste figure, anche qui un po' tra la realtà, il mito, la tradizione, la storia, la cultura del nostro territorio, e uno spettacolo che utilizzava delle maschere, qui ho fatto creare dal maestro mascheraio, nello specifico da Stefano Perocco di Meduna, delle maschere particolari, mezze maschere ma asimmetriche, quindi non più la maschera classica di commedia dell'arte, ma delle maschere nuove,
Quindi questo per dare una caratterizzazione ancora più forte all'oggetto maschera, che poi attraverso l'interpretazione dell'attore, ecco, dava ulteriori sfaccettature del carattere del personaggio. Un altro gradino nel percorso di ricerca e di sperimentazione è stato uno spettacolo che ha debuttato al Mittelfest parecchi anni fa, Il sogno di una notte del 45. Anche qui diversi elementi si innestavano. Abbiamo preso Il sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, ma completamente, diciamo anche qui, stravolgendolo e portandolo, ambientandolo nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, storie di partigiani, di fascisti, storie reali. Abbiamo fatto un lavoro di ricerca e qui abbiamo utilizzato delle maschere particolari, delle maschere che abbiamo costruito, è stato Luca Quaglia a costruire questo tipo di maschere, e siccome l'abbiamo ambientato nel Friuli profondo, questo spettacolo, abbiamo utilizzato un elemento caratteristico, il cartoccio delle pannocchie, i tutoli delle pannocchie di mais. Quindi i partigiani si nascondevano nei campi di mais e si mascheravano con queste particolari maschere fatte proprio con il cartoccio e con i tutoli delle pannocchie. Questo per far comprendere come si possono utilizzare anche diversi materiali, non soltanto il cuoio, sempre a seconda dei contesti drammaturgici in cui ci si trova. Altro lavoro personale che ho fatto di ricerca legato proprio alla maschera, io nasco come Pantalone, nel senso che ho tentato disperatamente di recuperare la maschera dello Zanni, ma come mi disse Eugenio Allegri, puoi fare tutte le capriole che vuoi, ma tu sei un pantalone. E quindi nel mio lavoro di ricerca intorno a questa maschera sono arrivato insieme ad Eugenio ad elaborare un pantalone bianco che diventa un personaggio, Bernardo degli Scalzi, che nel nostro contemporaneo è una sorta di vecchio mafioso, un po' criminale, ma con una vena molto malinconica. Anche qui per far comprendere quanto lavoro anche si possa fare non solo legato alla tradizione, ma anche proprio all'innovazione all'interno del percorso di commedia dell'arte e nello specifico del lavoro di maschera. Per quanto concerne il mio lavoro di insegnamento, che è sempre stato abbinato poi al lavoro di regia e di interpretazione, ho fatto un lavoro molto specifico sull'utilizzo della maschera, non come mascheramento, ma proprio per far vivere i diversi caratteri della maschera, partendo da un presupposto. Il presupposto è che una maschera può rappresentare un personaggio specifico, ma ogni maschera, per come è stata costruita, è diversa e ha dei suoi caratteri e delle sue caratteristiche. Questo mi è successo proprio provandolo su di me. Ho provato due maschere dello stesso pantalone fatte nello stesso modo, ma il taglio degli occhi era leggermente diverso e questo mi portava a modificare proprio la struttura fisica e comportamentale del personaggio. Da qui è nato un percorso molto personale che poi ho portato all'interno accademia e dei laboratori, un percorso che ho chiamato dei punti di pressione e di non pressione della maschera. Quindi un lavoro molto specifico per l'attore ad individuare quelle che sono le caratteristiche specifiche di ogni maschera, non del personaggio, ma proprio dell'oggetto maschera per come è stata costruita. La ricerca è continuata fino ad oggi e continua ancora. Ultimo lavoro di cui vorrei parlare, perché avrei tante cose da dire e tante esperienze da riportare. Mi viene in mente anche il lavoro che ho fatto in Albania e in Spagna con il Teatro Stabile d'Abruzzo sulla figura di Skanderbeg. Anche qui si univa la storia del passato con la storia contemporanea dell'Albania e dell'Italia.
Anche qui c'erano maschere che poi venivano attualizzate, c'era la maschera dello scafista, e tutte maschere incentrate, riguardavano il mare, quindi richiamavano sempre un po' i pesci e il mondo marino. Ma vorrei approdare all'ultimo lavoro anche, proprio per parlare della contemporaneità, di come si può lavorare anche con le maschere, modificando il senso classico che ha il termine commedia dell'arte. Le maschere antropomorfe che abbiamo utilizzato, e queste sono create da Brat Teatro, maschere antropomorfe per Hermanos, uno spettacolo sull'emigrazione in Sud America, e abbiamo utilizzato questo tipo di maschera, anche qui non come mascheramento, ma proprio per creare dei personaggi che ci permettessero di avere un effetto straniante innanzitutto, quindi di non cadere nel nostalgico parlando dell'emigrazione, ma di puntare ad un realismo molto forte che riguardava aspetti anche negativi dell'emigrazione, quindi non soltanto aspetti positivi. E in più ci permetteva anche di affrontare dei personaggi che avevano un'età diversa dalla nostra. Io interpretavo un pugile che era molto ovviamente più giovane della mia età anagrafica, quindi attraverso anche questo tipo di straniamento della maschera si potevano affrontare dei personaggi con un'età e delle caratteristiche molto diverse. Questo per fare una sorta di sunto di quella che è la mia esperienza, che continua ad essere riguardo la commedia dell'arte e il lavoro sulla maschera. Molto avrei da dire, ma adesso mi fermo qua e speriamo in futuro di avere l'occasione di presentare nuove sperimentazioni intorno alla commedia dell'arte e al mondo della maschera.